esplosioni dopo 3 settimane di relativa calma, 2 esplosioni nella giornata in cui il segretario generale dell'ONU è venuto qui per incontrare il presidente Zelensky e per visitare i luoghi massacrati durante la guerra. Nella sua visita a Bucha, Irpin, ha detto il Consiglio di sicurezza, l'ONU hanno fallito nel tentare di porre fine alla guerra e Guterres ha anche ricordato un orrore del genere non dovrebbe succedere nel XXI secolo, sono i civili le prime persone innocenti a pagare. Noi siamo stati sul luogo della visita, vediamo il servizio. Paolina, voi. Le persone qui non sono morte per i bombardamenti, a Guterres l'ho detto, sono state uccise con un proiettile in testa, uccise. Padre Andrei guida la chiesa di Sant'Andrea. A Bucha cammina con il segretario generale dell'ONU. Da qui lui non è mai andato via, ha sepolto i suoi fedeli davanti alla sua chiesa. Faccio appello alla Russia di cooperare con la Corte internazionale, chiede Guterres. A Kiev l'incontro con il presidente Zelensky. Faremo il possibile per evacuare la Azovstal a Mariupol, dice Guterres. In Ucraina ho visto violazioni dei diritti umani. Faremo il possibile per mettere fine alla guerra. Bucha, 3 settimane fa, lo scempio nelle strade. Bucha, 3 settimane dopo. Marina su questa strada è tornata a casa oggi. La mia famiglia sta bene, dice, ma non so dove siano i vicini. Guarda che cosa hanno lasciato nel cortile. A Irpin e Borodianka, Guterres davanti ai palazzi in macerie. I civili innocenti nella guerra pagano sempre il prezzo più alto, dice. Nel XXI secolo non è accettabile. A Bucha il mercato riapre per la prima volta. Sono rimasta 10 giorni in cantina, dice Nina, con altre 6 persone. Solo oggi sono uscita di casa. Mi tremano le mani al pensiero di quello che è successo. Carri armati ancora in strada, ma con la bandiera ucraina. E allora daremo armi a Kiev fino alla fine della guerra, dice il presidente degli Stati Uniti Biden, e poi aggiunge siamo pronti a tutto. Linea al corrispondente da New York, Claudio Pagliara. Sì, dunque Biden...